A mezzogiorno il campanile di Pirago ha battuto i suoi rintocchi. Questo è uno dei simboli del Vajont, uno dei pochi edifici della vecchia Longarone che ha resistito alla furia dell'acqua. Qua si sono concluse le cerimonie della mattinata, una mattinata che ha visto il paese chiuso nel suo dolore. Lutto cittadino a Longarone, serrande abbassate nei negozi e tra la gente si respira ancora il dolore, la commozione e il ricordo. C'è chi longaronese non è, ma ogni anno fa visita ai luoghi del Vajont. Non riesco a non venire ogni anno qui per ricordare quel momento, è stata una questione di destino, perché il destino ha voluto così per salvarci la vita e quindi non posso non raccontarlo e ricordarlo tutti gli anni, perché mi fa rabbrividire la pelle, però non posso non tornare qui dove potevo essere sepolto anch'io. Quest'uomo scampò all'acqua per caso, preferì andare a cenare a Lorenzago anziché all'hotel centrale di Longarone, dove mangiavano e dormivano 7 suoi amici. Vennero trovati solamente 4 giorni dopo. C'è chi è riconoscente per essere scampato alla morte e chi se ne fa ancora oggi una colpa. Il marito di questa signora, il 9 ottobre 63, era ricoverato in ospedale. La sua famiglia venne cancellata, lui si salvò. La sfortuna, ha avuto la fortuna di salvarsi, fortuna. Non lo so fino a che punto la fortuna, perché questi superstiti si sono sempre sentiti in colpa per essere vivi. Siamo in 3, io, lui e l'ombra del Vajont.